velocisti, bene per i saltatori e le saltatrici che possono saltare anche a favore di vento. Intanto c'è un 1500 metri per Under 23, tra poco daremo anche il risultato per gli Under 23, daremo il risultato delle Under 23 impegnate sui 1500 metri. Dicevo che da una certa ora in poi del pomeriggio spira l'Ora del Garda, l'Ora che è un vento particolare estremamente amato dalle parti di Torbole, di Riva del Garda, il club della Fraglia della Vela, è uno dei posti più ambiti per velisti, per windsurfer. Arriva l'Ora del Garda fino in Alto Adige, laghi come quello di Caldaro nella parte sud della vicina provincia di Bolzano, dove sicuramente meno che sulle rive del lago del Garda, anche nella parte bresciana e veronese del Garda è tanto amato e tante volte si sono stati campionati del mondo. Ecco, l'Ora del Garda favorisce i saltatori in lungo qui, che saltano in direzione opposta rispetto al rettilineo d'arrivo. Allora 1500 donne per la categoria promesse o Under 23, c'è stata la vittoria di Giulia Simona Viola, 4:18,99. L'atleta Fiamma Gialla, Eleonora Berlanda, Fiamme Oro, 4:21,96. Lei trentina, anche se è nata a Bolzano, da ragazzina, intorno agli 8 anni si è trasferita dall'uno all'altro dei due capoluoghi di provincia. Poi Tauria Samiri, italo-tunisina, 4:22,59, lei è cittadinanza italiana. Poi Sara Galimberti, che ha fatto notizia più per gossip che peraltro, atleta comunque di buon talento, lei della Visnova Giussano. Notizia per un flirt con un calciatore che gioca nel Manchester City, e dico che se non è più così, Sara, hai guadagnato qualcosa, va. Si vede che non faccio tifo per lui, sì. Valeria Roffino, 4:29,73, Sara 4:29,13, Sara Rudelli 4:33,47, poi Bevilacqua, l'atleta pur nata in Calabria che gareggiava, adesso è Fiamme Gialle, per il Marathon UAE Trieste, che tanti ragazzini di livello, grazie al suo tecnico Roberto Furlani, ci ha trovato. Poi Casolari, Pigolotti e Bertoni, mentre in molte non sono partite anche di buon nome, come la italo-ungherese Judith Varga, Martina Merlo, Elli e via così. Adesso andiamo con loro, li seguiamo. Ci sono ragazzi anche qui di buon livello. Mattia Moretti, Emilio Perco che è classe 94, che è dell'Anna Atletica Feltre, che di recente ha fatto bene nella gara d'eliminazione a coppie del Giro delle Mura. Andrà in settimana proprio su Rai Sport 1 e Rai Sport 2 il Giro delle Mura. E Perco ha disputato i campionati a Villeneuve d'Ascq, vicino a Lille, in Francia, i campionati mondiali allievi. Qui c'è anche Luca Braga, che è azzurrino anche lui, Mattia Moretti, che è della Daini di Karate Brianza, che viene dall'aver rappresentato l'Italia giovanile a Zurigo nella prova a squadre del pre-meeting di Zurigo. Vediamo Marwan Razin, atleta italo-marocchino, qui viene dato per italiano, non credo abbia ancora la cittadinanza italiana. Tanto davanti c'è Braga, mamma mia com'è cambiato anche come fisionomia. È vero che ha tolto gli occhiali, il ragazzo cresciuto nella società di Mogliano. C'è anche Stefano Ghenda, con lui tutti allenati, quelli di Mogliano, da anche Marco Salvador della stessa società, da Fosi Lahti, di cui si diceva in precedenza. E ora siamo agli 800 metri, il passaggio 2:00,79 dopo un passaggio ai 458,24, più veloce la prima parte, per tornare a chiudere il discorso femminile. Giulia Viola, atleta del 91, 4:18,99, è rimasta sopra di un secondo e mezzo dal personale stagionale fatto a Torino a fine giugno agli assoluti, quarta prestazione in Italia, così come Eleonora Berlanda, anche lei di un secondo sopra ai migliori tempi della stagione. Tanto Luca Braga faceva da lepre, l'atleta dell'Atletica Mogliano. C'è Engholm, anche qui Elmar Engholm è uno svedese, Marwan Razin del Custorino. Marwan Razin. Poi c'è Massimi, atleta dell'Asa Ascoli, gloriosa Asa Ascoli, vengono in mente lanciatori soprattutto De Vincentis, Armando De Vincentis. Massimi si è portato sotto, era andato bene ai campionati indoor. E adesso Engholm ha scavalcato da Marwan Razin, l'italo-marocchino. Engholm con questo braccio sinistro un po' bloccato. Siamo ormai quasi agli ultimi 200 metri di gara. Razin, Engholm.
questo tratto finale. Allora attenzione Rasin al comando, però siamo addirittura d'arrivo. Marwan che spinge ultimi metri. Vediamo Marwan Rasin sempre davanti a Abdelatif Haidan. Bene, molto bene, vai Marwan, 3:43,94, molto bene. Marwan è molto giovane e questo è un tempo che può prevedere un certo possibile futuro incremento. Intanto la buona serata anche al TG regionale di Trento, Trentino Alto Adige. È l'edizione numero 47 del Palio Città della Quercia da Rovereto e anche il meeting più antico in assoluto. Un buon 2 ore di atletica, grande pubblico come un po' consuetudine per Rovereto. Tutta la tribuna del rettilineo d'arrivo pronta. Si è già cominciato con qualche gara e con la vittoria della campionessa del mondo, ex primatista mondiale del martello Tatiana Lissienko, ex dopata, bisogna anche dire, qualificata per 2 anni per doping con un eccellente 74,13. Gare ancora giovanili, poi si entrerà nel vivo intorno alle 8 con soprattutto Antonietta Di Martino, atleta medaglia di bronzo, l'unica medaglia del campionato del mondo per l'atletica italiana, un po' a salvare la baracchetta di un'atletichetta italiana che in questo momento funziona decisamente poco. Poi buoni 800 anche con Marta Milani, e dal punto di vista dell'atletica italiana c'è anche il ligure Emanuele Abate. Ben rappresentata anche l'atletica regionale. Insomma, tutto da godersi su Rai Sport 1 in diretta, e il saluto adesso alla sede regionale del Trentino Alto Adige.